canto d'inizio numero 209. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo insieme la solennità della presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria, da noi ricordata anche come Madonna della Salute. Vogliamo affidare a Maria tutte le nostre vite, quelle delle nostre parrocchie, delle nostre comunità, delle nostre famiglie, affinché possa proteggerle e guidarle nella salute del corpo e dello spirito. Animati da questi sentimenti, proprio perché la nostra preghiera sia più degna, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati del Signore. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano,
e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità della terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scenderà agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il Signore esulta nel mio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelti? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né la morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né qualcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata la Vergine Maria, custodiva la parola di Dio, meditandola nel suo cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla,
Ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La liturgia ci invita oggi a contemplare un'immagine che non è raccolta nei Vangeli, ma che la tradizione cattolica ha sempre custodito, quella cioè della presentazione di Maria al Tempio. Racconta uno dei Vangeli apocrifi, il Protovangelo di Giacomo, e qui le versioni sono un paio, che all'età di 1 anno o all'età di 3 anni Maria sia stata portata al Tempio per essere consacrata a Dio e che lì vi rimanga fino a quando non conoscerà San Giuseppe. Perché questo? Per la promessa fatta dal padre Zaccaria di appunto Gioachino, il padre Gioachino, di appunto consacrare quel figlio che sarebbe nato dopo la sterilità appunto della moglie. Questo è il ricordo che noi facciamo oggi, ma al di là di questa storia che si perde appunto tra storia e leggenda, che cosa vuol farci capire questa tradizione? Vuol farci capire appunto questa consacrazione di Maria tutta dedita a Dio. Ed è quello che noi troviamo nel Vangelo, poi riscontrato quest'oggi. Sembra quasi che Gesù tratti male Maria. C'è qui tua madre, c'è qui i tuoi fratelli, e Gesù dice: chi fa la volontà del Padre mio è per me fratello, sorella e madre. Come dire, sti qua non c'entra niente con me. In realtà Gesù sta facendo uno dei più bei complimenti che possa fare a Maria. Perché? Perché proprio fin da bambina, ci ricorda appunto questa tradizione, lei ha messo in pratica quella che è la volontà di Dio. Noi sentiremo fra poco, il giorno dell'Immacolata, il Vangelo dell'Annunciazione, quell'eccomi di Maria. Ma un eccomi del genere non si improvvisa, viene costruito dai tanti piccoli sì di tutti i giorni, e così anche per la nostra vita. I sì importanti, le scelte importanti della vita non si improvvisano, e questa è anche la sequela nei confronti di Dio. Noi oggi, qui nella nostra zona, nel Triveneto in particolare, ricordiamo Maria oggi anche col titolo di Madonna della Salute. Questo lo dobbiamo alla peste del 600, la stessa appunto per la quale è stato eretto qui vicino il santuario di Santa Augusta, o meglio, più che eretto, fatto il voto a Santa Augusta, quello cioè di essere preservati dalla piaga della peste. E che cosa c'entra questo appunto con la presentazione di Maria al Tempio? Maria presentata al Tempio diventa la Madonna della Salute proprio perché questa salute è sì una salute del corpo, e non solo, ma anche una salute dello spirito. Queste due cose sono unite, vanno insieme. Vanno insieme perché certo noi evochiamo la salute del corpo, siamo da poco usciti da una pandemia che ha ancora i suoi strascici, anche oggi, ma ci sono tante altre pesti, tante altre malattie che minano quello che è il nostro cuore. Sono in aumento vertiginoso, ne parlavamo ieri, eravamo alcuni sacerdoti riuniti, della piaga del suicidio, ad esempio, che è in aumento vertiginoso. E questo perché? Perché c'è una qualche malattia che appesantisce il cuore, questa è la depressione, ad esempio, che il Covid ha accentuato. Ci sono altre malattie, non solo della psiche, ma anche proprio dello spirito, sono le piaghe del peccato, e quelle sono sempre diffuse, e il demonio ci mette la coda anche per farcele sembrare qualcosa di bello e di allettante. In realtà una cosa sola conta, appunto quello di fare la volontà del Padre. E la volontà del Padre è che tutti gli uomini siano salvi. Chiediamo allora l'intercessione davvero della Vergine Maria perché ci aiuti a vincere quelle piaghe dell'odio, del peccato, della morte,
e insieme ad esse ci preservi anche dal male fisico. Ci appelliamo a lei con tutta la fede che abbiamo, affidando appunto noi, le nostre famiglie, le nostre parrocchie e il mondo intero alla sua protezione. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, con la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché, formati dalla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per tutti i cristiani, in particolare per le persone consacrate, perché, trovando in Maria la sorgente della pura gioia, vivano in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di fedeltà. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per gli ammalati, perché in Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza, senza venir meno nella speranza. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché, custodendo la parola che abbiamo ascoltato, diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Preghiamo per Maria innocente e per tutti i nostri cari defunti, perché siano accolti nella gloria del cielo con Maria e tutti i santi. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. O Dio, fortifica in noi il desiderio del bene, sostienici nella speranza, rafforzaci nella carità, per intercessione di Maria, che ci precede nella peregrinazione della fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa Offerta, guarda noi, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo nel ricordo di Maria, Vergine e Madre, e in segno di paterno gradimento donaci l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa solennità della Beata Vergine Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. A tutti i sofferenti che guardano a lei, offre il modello di perfetta adesione al tuo volere e di piena conformità al Cristo, che nel suo immenso amore per noi ha portato le nostre debolezze e si è caricato dei nostri dolori. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa
la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio che abbiamo ricevuto con gioia nel devoto ricordo della Beata Vergine della Salute, ci sostenga nel cammino della vita presente e ci guidi alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo ora affidare noi, le nostre famiglie, le nostre parrocchie, i nostri cari, all'intercessione di Maria con la preghiera che possiamo trovare nel Santino. O Maria, Madonna della Salute, ti veneriamo nel mistero della tua presentazione al Tempio, quando ti consacrasti totalmente a Dio per un grande disegno di salvezza. Tu hai accolto la volontà di Dio, quando nell'Annunciazione hai risposto sì alla divina chiamata. Tu hai accettato il piano di Dio anche ai piedi della croce del tuo Figlio. Aiuta anche noi ad accettare il progetto di Dio sulla nostra vita, anche se comprende la croce. A te che sei Madre amorevole, presentiamo le nostre malattie e sofferenze. Vogliamo offrire i nostri dolori per il bene della Chiesa, per le vocazioni e per la salvezza di tutti. Affidiamo alla tua bontà a tutti i malati, soprattutto quanti stanno peggio di noi. Allontana da noi i mali del corpo e dello spirito. Dona sollievo a quanti soffrono e accompagnaci tutti in paradiso. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Vergine bella, di nostra